Questa sera a WH abbiamo un ospite importante, quindi siamo contenti anche perché è la prima volta che viene nei nostri studi, quindi benvenutone a Don Joe. Benvenutone a voi. Benvenutissimo. Allora, Joe, noi dobbiamo parlare di un po' di robe perché sei uscito con un tuo disco solista. Esatto. Primo solista perché il primo in realtà è quello con Shablo, il primo episodio fuori dai Dogo. Però qui c'è proprio qualcosa che va anche un po' fuori dal genere in qualche modo, certo. un vero, qualcosa di veramente tuo. Prima di arrivare a questo però bisogna partire insomma con tutti i crismi delle interviste WH, quindi ci devi dire qual è il tuo piatto preferito. Il mio piatto preferito, per tradizione, siccome sono di famiglia pugliese, orecchiette con le cime di rapa. Grande. Per tradizione vuol dire che lo deve cucinare qualcuno di particolare, tipo mamma. Un pugliese qualsiasi. Dai, sia in grado di... Si acchiappa per strada uno che parla. Stasera voglia di orecchiette. Esatto. Primo che mi ricorda l'accento, via, in casa. Prima di arrivare come passione la musica nella tua vita, c'è stato altro? Quali sono i tuoi hobby fuori dal... In realtà io sono un calciatore mancato. Sono stato calciatore fino alla promozione. Bene, squadra si può dire, sì. Sì, l'Audax Bresso, dove abitavo in precedenza prima di trasferirmi completamente a Milano. E poi c'è la famosa storia del ginocchio rotto e quindi sì, più o meno il ginocchio, più o meno la scuola e altre cose. Beh, diciamo che comunque sei riuscito a portarti avanti con parecchie robe nella diciamo vita, che no? forse, non lo so. Chissà quanti diciamo rapper o dell'ambiente sono calciatori mancati. So che ce ne sono parecchi comunque. Ce n'è un po'. Alcuni ancora comunque hanno continuato con la passione, almeno quella di giocare a calcetto la domenica. Io ho proprio abbandonato completamente. Ah, pensavo invece fossi uno di quelli che non vado, non è una consuetudine, però ogni tanto mi capita anche con il mio socio Jake di fare qualche partita. Segui il calcio, tifoso? Del Milan, però Soffri. Non seguo tantissimo, soffro comunque. Anch'io, ti capisco. Certo. Un momentaccio, guarda. Certo. E dicevamo invece la musica. Sì. Diciamo i producer nell'ambiente hip hop sono quelli visti da chi l'ambiente lo bazzica un po' più come i musicisti, no? Quelli che ne capiscono un po' di più e che ascoltano magari un po' di più. Come arriva la musica nella tua vita? Quando? Attraverso quali ascolti, diciamo? Io ho iniziato ad ascoltare infatti la musicassetta che ho visto prima infatti sì, ma guarda, Radio Popolare mi ha portato veramente è uno scrigno di queste cose vintage. Bellissimo, adoro. Poi ti porto sotto a vedere il deposito dei vinili. Vedi come magari che per noi feticisti No, in realtà è iniziata tutto con mio fratello che comunque nel periodo di fine anni 80 ballava la breakdance così per passione e ascoltava l'electro. Non so se ti ricordi, comunque le cassettine si compravano prima in edicola, queste uscite casuali e c'erano dentro Run DMC, Beastie Boys e anche altre cose molto più di nicchia per ballare appunto la breakdance. Io ho iniziato là ascoltando queste cose, dopodiché sono passato, mi sono ritrovato in cameretta con il computer del tempo di quel periodo lì, con la Kai 950 a fare le prime produzioni. C'era qualcosa che ti convinceva di più a livello sonoro in quel periodo lì? Ma in realtà non ero flashato da una cosa in particolare. Mi piaceva molto mi piacevano le batterie elettroniche, la programmazione, così. Non ero un cultore ero proprio un cultore della musica fatta col computer. Autodidatta o autodidatta completo? Nel senso, il percorso poi è stato notevole. Ora sei sicuramente tra i producer più riconosciuti d'Italia dell'ambiente hip hop e non solo, e questo non solo. Guarda, è sempre una novità sentirselo dire, insomma. Perché in realtà sono ancora non credo mai di essere arrivato al livello giusto. Il che è ottimo, nel senso che tenere la fame, no? Verso di qualcosa. L'occhio della tigre. Bravo, aiuta a fare passi avanti e a fare robe nuove, buttarsi in progetti nuovi, come quello mi viene da dire del disco, del tuo disco, no? All'interno del quale uno appunto dei producer più riconosciuti della scena hip hop mischia un sacco di roba in realtà. Non solo come voci presenti, ma anche proprio come stili. L'hip hop c'è, ce n'è non tantissimo in realtà, assolutamente non è il grosso del disco. Come hai scelto le voci da mettere sulle tue produzioni? In realtà sono tutti artisti che conosco anche poi nella vita privata e comunque che mi frequento, quindi sono proprio degli amici, sia del rap che del pop.
Giuliano Sangiorgi e Emma comunque sono persone che frequento regolarmente quando possiamo, comunque ecco perché le voci in realtà sia come voci che come stili, perché appunto Giuliano Sangiorgi, Emma, ma sono tanti i nomi sul disco, no? Michelin, esatto. Piuttosto che sono anche diversi tra loro come stile, diciamo. Esatto. È stato impegnativo mettersi al lavoro su qualcosa di così vario. Ho iniziato a produrre questo disco da un anno, insomma, e poi l'ho abbandonato per fare altri progetti, comunque solisti dei miei soci e altre cose, e poi l'ho ripreso nell'ultimo periodo finendolo, quindi il lavoro è stato di un anno. Non è stato assolutamente difficile, nel senso che mi sono trovato benissimo con tutti e ho avuto addirittura Emma, che puoi pensare a quanti impegni ha nella vita, è stata la prima che mi ha dato il pezzo finito, quindi da lì poi è andato era tutto bene o male in discesa, no? Quando si ha davanti un rapper, no? Questa domanda, la risposta di tutti comunque è ma sono tutti come nostri figli. Però è un po' forse più semplice, cioè c'è un pezzo a cui sei più legato nel disco. Con un produttore forse è meno semplice, perché di fatto tu parli con la musica, le parole, no? Le mettono altri. Secondo te, allora, mettiamola così, c'è un pezzo più riuscito in questo disco? Uno di quelli che riascolti dici, minchia, però questo è veramente una bomba. In realtà c'è per esperimento, per la mia parte sperimentale, proprio questo di Emma, il primo singolo. Che è stato scelto per questo? No, in realtà è stata casuale, nel senso che lo sentivamo forte e abbiamo deciso di metterlo. Però è un pezzo che mi è piaciuto tantissimo per come si è sviluppata la cosa, perché siamo partiti da un'idea proprio pianoforte con una linea di voce scritto da Giulia, tra l'altro, che poi è un'altra delle artisti che ci sono nell'album, e poi abbiamo fatto questo tipo di produzione, ho fatto questo tipo di produzione un po' alla Diplo, portando anche altri elementi comunque dell'hip hop, le 808, le batterie elettroniche, così. È uno dei più riusciti, diciamo. Poi il resto ci sono anche degli episodi molto più classici, il pezzo della Michelin con break, con dei pad, con altre tastiere, è molto semplice. Il pezzo con Axe è un altro bel esperimento. Comunque diciamo che il mondo di tutto quello che ascolto in questo momento riportato. Allora Giorgio, ce l'hai una base da sacca? Quando un produttore hip hop tendenzialmente fa un disco suo, ne abbiamo qualche esempio in questi anni, dell'Eterio, piuttosto che spesso o è tutto virato all'hip hop oppure tenta proprio di discostarsene. Invece l'idea di mantenere la radice mischiandola è una cosa interessante, soprattutto in un momento in cui l'hip hop in Italia si sta misurando con l'ostacolo del diventare pop, del provare a diventare pop. Assolutamente. Ci sono degli esempi eclatanti. Mi viene in mente Fedez, perché è quello che è diventato più popolare di tutti. Ha fatto 2 forum, che è comunque una cosa grossissima, per un artista che ha iniziato dal rap e che è diventato veramente qualcos'altro. No, in realtà poi alla fine l'hip hop c'è ormai da un botto, cioè nel senso è abbastanza popolare. Noi stessi come Dogo abbiamo fatto una crescita, se tu pensi a 10 anni fa, veramente che cosa adesso è diventato e che cosa è diventato il nostro pubblico, per cui secondo me non bisogna neanche più, tanti parlano ancora di hip hop come se fosse una cosa di nicchia. No, certo. È ormai un genere che ha altri generi di rap all'interno. Quindi c'è il rap più commerciale, il rap più underground, ormai poi hai libertà di scelta. Sì, anche a livello proprio stilistico, si sta un po' diramando in tantissime direzioni. Puoi scegliere il rapper più tecnico piuttosto che il rapper più magari che è più concentrato sulle liriche, ed è molto più semplice. E così come tecnicamente per quanto riguarda le produzioni, quindi uno che si esprime più sul genere Golden Age piuttosto che, no? Perché mantenere tante cose, la matrice originale piuttosto che spaziare, andare su altri anche perché ultimamente dall'America, correggimi se sbaglio, arriva parecchia roba anche diversa, no? Nel senso c'è molto di virato alla trap, c'è il recupero della Golden Age in qualche modo. Cos'è che a te convince? Del campionamento è tornato tantissimo. Esatto. Cosa ti convince di più in questo momento a livello hip hop? Ci sono molti produttori che mi piacciono, me ne vengono in mente molti, però tra questi c'è London on the Track, che è questo
produttore che dal nome credo che abbia delle origini inglesi, però lavora tanto in America e ha uno stile suo particolare, molto sperimentale, devo dire. Ha dei BPM bassissimi, però nello stesso tempo mi danno delle emozioni che era un bel po' che non sentivo delle basi fatte così, insomma. Delle belle vibrazioni, delle belle diciamo. vibrazioni. Questo hip hop che in qualche modo entra nel pop, in un caso come il tuo, no? In cui c'è anche poi il far parte di una delle crew, di fatto dei gruppi più forti, anzi del gruppo più forte a livello hip hop italiano, è reversibile, nel senso, pensi che possa entrare un po' di musicalità più pop all'interno del percorso, per dire, proprio dei Dogo, piuttosto che in realtà nel futuro? L'abbiamo già fatto. Beh, infatti, in già negli episodi, ultimi, già da PES in giù. E Fragili, comunque sono 2 episodi abbastanza pop, ci ha portato comunque a diventare popolari anche come gruppo, per cui non credo che si debba parlare di reversibilità oppure di questa è la crescita naturale del gruppo. Abbiamo voluto tutti prendere questo percorso e l'abbiano portato a termine, nel senso non è che ha deciso io piuttosto che uno dei componenti. No, anche perché fondamentalmente secondo me una delle caratteristiche principe dell'hip hop a livello internazionale, no? È quello, cioè uno dei motivi per cui funziona è che si adatta alla realtà in cui, per esempio in Italia, anche alla realtà musicale, per cui in Italia forse finalmente, no, è riuscito un po' a trovare la strada per affiancarsi a un genere come quello del pop italiano, col quale fino ad ora c'era stato poco dialogo. Per ora intendo gli ultimi anni, nel senso che chiaramente se poi guardiamo comunque gli altri paesi, in realtà è da mo' che ci sono, insomma, featuring, progetti insieme fatti da artisti che appartengono a 2 mondi diversi. Esatto, quindi con musiche anche diverse a seconda del paese, cioè mi viene da pensare. Assolutamente. Per cui anche delle zone del mondo, non so, il Sud America piuttosto che il Nord Europa, cioè la sperimentazione forse è già da mo' che c'è. La musica, fortunatamente si presta a fare questa cosa, unire anche mondi completamente opposti. E poi è un po' da questo che nasce, no? Il genere nuovo piuttosto che l'hip hop è forse la caratteristica principe, è che è un genere bastardo, nasce da campioni di altri, no? Sì. E poi di fatto nasce da altri generi, cioè pesca, campioni, pensi non te lo devo dire io. al primo episodio di musica hip hop comunque, o Grandmaster Flash, quelle cose lì, era l'unione di 2 campionamenti, quindi, e tra l'altro un campionamento di Lee Chic che comunque infatti cavolo, una roba talmente pop, super disco, capito? Esatto, era proprio vabbè, comunque no, invece ce ne sarebbe, no, da dire. Assolutamente. Secondo me in questo momento noi siamo un po' addentro all'hip hop da diciamo 5-6 anni a livello proprio, diciamo, giornalistico. In questo momento si avverte un po' nel dietro le quinte, più che una rivalità come c'è stata anche recentemente, mainstream, underground, piuttosto che old school, new school. Si avverte un po' una sensazione di, come dire, è come se fosse dopo una fase di grossa esplosione un po' di risacca, no? Un po' di... L'idea è quella, cazzo, bisogna rimanere in qualche modo adesso. Tu come lo vedi l'hip hop tra 2 o 3 anni? Vedi rimanere qualcosa, cambiare qualcosa? In realtà abbiamo superato dei momenti di salita e discesa e abbiamo tenuto la botta, insomma. Noi abbiamo visto quello che succedeva veramente agli inizi, quando non c'era proprio più nulla. Quando eravamo usciti con Mephisto non c'era il rap, assolutamente non c'era niente in Italia, era la fine dell'epoca delle posse, tutto quel periodo lì. E quello è stato forse il momento più buio, però da lì in poi non c'è stato un vero momento di discesa nel baratro. C'è sempre stato qualcuno che comunque ha risollevato le sorti. Adesso invece non vedo assolutamente il momento di discesa, cioè comunque ci sono diversi artisti che gravitano sia nell'underground che comunque stanno in piedi nelle classifiche, e soprattutto nelle classifiche quelle ufficiali album, dove ormai i dischi fanno quasi tutti l'oro, almeno l'oro. Sì, questa è una bella differenza. Oltretutto più di molti artisti che poi sono nel pop, quindi ormai il rap
è assolutamente affermato. Rassegnatevi. Non se ne va. Non siamo qua fatevene siamo una qua per ragione. restare, Esatto, quindi. fatevene una ragione. Prima citavi Mifist, che è stato veramente una delle pietre miliari, no, del momento di svolta di crescita che di fatto non, cioè, ha portato una stabilizzazione. C'è stato proprio uno switch esatto. in quel momento lì. Quindi Mifist, poi qualche anno dopo un'esplosione di fibra. In qualche modo in quegli anni anche Marcio, no, che uscì con dentro una scatola. Ora, la domanda facile sul non siamo più quelli di Mifist. Il punto invece è ribaltandola la domanda: quanto c'è in voi ancora di quelli di Mifist? Cos'è che in Don Joe rimane rispetto al progetto sicuramente Mifist? Tanti ancora ci danno contro questa roba della musica che abbiamo mollato. Sì, no, ma anche perché sappi che siete diventati cioè quella frase "non sei più quello di Mifist" è la pietra miliare che vale per tutti. Cioè, ormai, in realtà è quando intervisti uno che fa rap da più di 5 anni, gli dici sì, però tu non sei più quello di Mifist. Anche se allora si parla anche non solo nella musica. Esatto. Ma non sei più quello di esatto. No, in realtà di quello che è rimasto dentro noi è la passione di far musica, e comunque siamo cresciuti e non abbiamo mai mollato quella cosa lì. Insomma, il rap è una cosa che ci piace, siamo nati con questo genere e lo porteremo avanti. Nell'album la gente si accorge solo dei pezzi che poi sentono in radio, ma in realtà dentro il disco ci sono tante altre tracce che vale la pena analizzare molto più profondamente, sia nelle liriche che anche nella musica. Tanti si fermano lì e dicono ah vabbè, ma PES, ho capito, però oltre a PES c'è tutto un disco che va ascoltato, quindi allora noi purtroppo siamo in chiusura di intervista, ahimè veramente, perché poi quando si ha davanti insomma l'opportunità di fare 4 chiacchiere un po' in pace, il tempo vola sempre. Ce ne faremo altre 4 dopo. Sì. Allora io ti ringrazio, Grazie a te. ti invito a tornare quando vuoi. Noi chiudiamo sempre chiedendo all'artista cosa ascolta in questo momento e di Pensavo un freestyle. No, vai col freestyle. No, anche perché sarebbe un inedito totale. Da ex rapper non ero neanche capace di fare freestyle, quindi... No, ti chiederemo cosa ascolti quando non ascolti pop adesso, che cosa, e di consigliarci un pezzo con cui chiudere, non tuo, proprio di ciò che ti ascolti adesso. Una domanda proprio così. Non ti dico a trabocchetto, però quasi. Devo avvisarti prima, forse. Ma alla fine ascolto talmente tante cose che non mi viene in mente proprio una cosa particolare. Mi piace molto l'album di Sia. E non ti dico Chandelier perché sarei scontatissimo, però ci sono altri pezzi molto belli nel disco. Però qual è l'artista che per il momento mi ha più colpito, almeno negli ultimi 5-6 anni. Allora noi chiudiamo ascoltandoci Sia. Grazie mille a Don Joe e alla prossima. In bocca al lupo per il percorso del disco e per tutto. Ciao.